Siamo nella fase della trattativa rispetto alle 9 materie non LEP. Siamo nella fase di attesa dei famosi 60 giorni per avere le prime risposte dei ministeri rispetto a quella che è un'ipotesi di lavoro, neanche di approvazione di lavoro. Vi ho già detto, verosimilmente si va nella direzione di pensare in questa prima fase di cercare di fare un negoziato a quattro regioni che possono condividere, che so, 5, 6, 7 materie, quello che sarà, con delle funzioni diciamo che saranno più o meno simili. Il presidente Luca Zaia è intervenuto al Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini per comunicazioni sullo stato del percorso di autonomia differenziata a 4 mesi dall'approvazione in Parlamento. Entro 60 giorni ha evidenziato qualcosa accadrà, allora si convocherà la consulta sull'autonomia, gli stakeholder e l'osservatorio. Zaia è consapevole del fatto che il percorso sia lungo, ma va portato avanti con perseveranza. Si va avanti, la strada è segnata, è totalmente legale, in linea con la Costituzione, penso che è un lavoro lungo, ma che se oggi è arrivato a questo punto è perché io ci ho sempre creduto, noi ci abbiamo sempre creduto. Ricordo che quando si è iniziato con il referendum nel 2014 tutti dicevano che non sarebbe mai stato approvato, siamo riusciti ad arrivare qui. Sui prossimi passi dell'iter per il presidente, prima di tutto bisogna far capire quali sono i vantaggi dell'autonomia. Si inizia con le 9 materie, entro 24 mesi avremo a disposizione un portafoglio di altre 14 materie, varie funzioni, non è vero che cambia nulla, perché sono funzioni che comunque rappresentano un grande decentramento amministrativo che questo Paese non ha mai fatto. L'autonomia va costruita giorno dopo giorno, ma anche alimentata giorno dopo giorno. Non si immagini che fatto il primo passaggio sia finita lì, andrà avanti per anni perché dovremo sempre più consolidarla. Quanto alla richiesta di abrogare la legge Calderoli, Zaia commenta. Voglio ricordare che è molto irrituale pensare che un referendum nazionale possa decidere il futuro di una regione o di altre regioni che chiedono, quindi anche questo ci pone non pochi imbarazzi. Dall'altro ricordo che i proponenti del referendum sono gli stessi che hanno tentato di bloccare il referendum dei Veneti. Ed infine ricordo che il tema dell'azione e quindi dell'intesa tra Stato e Regione in base all'articolo 116,3 della Costituzione, ovvero l'autonomia differenziata, non prevede necessariamente il passaggio in Parlamento. Secondo me è doveroso che sia stata fatta la legge, è un grande segno di rispetto istituzionale, ma voglio dire a tutti che se salta la legge non c'è scritto che non possiamo più fare autonomia.